Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Come avete visto l'ospite è il presidente della Regione Veneto, il dottor Luca Zaia, e come avete ben capito non siamo nella nostra sede, ma siamo ospitati, ringraziamo il comune di San Vendemiano che ci ospita nella sala consigliare, dove tra l'altro il presidente riceve settimanalmente ovviamente gli appuntamenti a lui prescritti. Detto questo, abbiamo parlato della prima parte del Mose, devo chiedere alcune cose per quanto riguarda Venezia. Uno, prima avevo detto se querela qualcuno, le mi ha detto ma no, è proprio sicuro di non, per salvaguardare i veneti, Ma non guardi, prendere sa qual è? Noi in amministratori avremmo bisogno di avere la magistratura al nostro fianco, nel senso, le faccio un esempio, non è un fatto come si può dire, di autocelebrazione, ma quando una persona dice il Presidente della Regione ha fatto una roba e invece non è vera, e questa roba che in teoria dovrebbe aver fatto, ma è una falsità, pesa sulla serietà della ragione, io dico, magistratura, non dico condanni, faccia chiarire velocemente il fatto che ha detto delle bugie, no? Cioè Pennacchi che va in TV a dire che il Presidente della Regione fa le leggi sulle bandiere mentre il problema è l'acqua di Venezia che è sott'acqua, o Pennacchi che va a dire che il Presidente della Regione è un bugiardo perché dice di non saper nulla del Mose, invece era lì a inaugurare il Mose, io non dico condanne, ma ci sarà modo di chiarire che hai detto una puttanata e ti scusi con i veneti, non con me, con i veneti perché li hai presi in giro e con i cittadini italiani. A me questa sembra buona educazione, invece quereleremo, e lo faccio io in nome e per conto dei veneti e dei veneziani, tutti quei lazzaroni che hanno augurato la morte ai veneziani, che hanno detto speriamo che vi anneghiate tutti, speriamo che Venezia sprofondi e robe indicibili che evito di dire qui perché poi insomma ci sarà anche una fascia protetta, non so, immagino. Quindi quelli li quereliamo tutti e speriamo che la magistratura si faccia, magari dedichi una persona, io penso che la si possa fare velocemente, basta sentirli tutti, guardi, conoscendo sti leoni da tastiera, basta convocarli una volta e vengono lì con le lacrime agli occhi a fare le lettere di scuse. A noi basta questo, ci si scusi con i veneti e con i veneziani. Due cose prima di concludere su Venezia. Uno, il suo pensiero sulle grandi navi, se si risolverà anche questo problema, e due, c'è stato il referendum di dividere ancora una volta Venezia a Mestre, ovviamente poca partecipazione, non è passato. Ecco, il suo pensiero su questi due Guardi, fatti. le grandi navi, noi abbiamo un decreto che si chiama Clini-Passera. Siamo con due ministri che non ci sono più, fanno tutt'altro nella vita, eravamo nel febbraio 2012, quindi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e ormai 20, 8 anni fa. Questo decreto diceva che le navi, grandi navi, sopra le 40.000 tonnellate, quindi navi da crociera, non devono più passare per il bacino San Marco e per il canale della Giudecca. Tutti siamo d'accordo, il problema qual è? Che le navi sono ancora lì, passano ancora per lì. E quindi? Ma guardi, noi abbiamo detto, proprio per non fare i guastafeste, abbiamo detto decidete, basta che lo facciate subito. E lei dice, ma chi deve decidere? Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti e Ministero dei Beni Culturali, perché sono tre ministeri. Però dall'altra parte, mi scusi Presidente, ci sono interessi economici che vanno al di là dei tre ministeri, perché mi sembra di capire che i grandi interessi economici non interessino la salvaguardia di Venezia stessa. Perché... Certo, ma allora le grandi navi, noi abbiamo fatto un comitatone, il penultimo fatto a novembre 2017, dove abbiamo trovato unanimità per una soluzione, perché ci hanno chiesto per l'ennesima volta, guarda, noi, questa è la soluzione, cioè utilizzare il canale dei petroli, dove transitano ancora le petroliere, che vanno a Marghera, e da lì ovviamente parcheggiare le grandi navi a Marghera, invece il turismo degli yacht, del lusso, farli andare nell'attuale marittima, riscavando, è un canale che esiste già, ripulendolo, usiamo il termine ripulendolo, per un canale che esiste già, che è il canale Vittorio Emanuele. Punto. Non si è mosso nulla. Non so se si farà così, se non si farà. Prendiamo atto che questa è la storia. E quindi io spero e immagino, ma spero vivamente, che le grandi navi escano dal canale ma del perché, Presidente, il Presidente della Regione Veneto, il Sindaco di Venezia non hanno un potere assoluto nel prendere una decisione su questo Perché non fattore? abbiamo l'autonomia. E i cittadini devono capire che se non abbiamo l'autonomia è inutile che quando c'è qualcosa che non funziona continuino, ma Zaia, ma Brugnaro, ma Conte, ma... insomma, volevo dire altri nomi di sindaci. È così.
è così, quindi noi non avendo l'autonomia sappiate che la decisione spetta ai ministeri. Ai ministeri. Punto. E la fusione Venezia-Mestre, Ma guardi, penso non che, la fusione... penso che quando 8 cittadini su 10 non vanno a votare, la dice lunga sull'aspettativa e sul grande problema che sentivano i cittadini sulla divisione. Punto. Non c'era. Punto, è stato No, chiaro. io non mi sono mai schierato perché è un referendum che va al di là dell'idea politica, ogni cittadino può avere la sua idea. Nello stesso partito, e sfido chiunque a dirmi che non sia così, hanno avuto militanti che votavano sì e militanti che votavano no. C'è libertà di pensiero, è troppo raffinato il pensiero del sì o del no per star lì a dare indirizzi politici, ognuno poi decide. Quello che vuole. Mi sembra Però il fatto che che 8 su 10 sono andati a votare, l'idea sia molto chiara per quanto... quinto referendum. Certo, il quinto referendum sia molto chiara su quello che pensano i veneziani Oltre ai e costi. i mestrini, insomma, tutti e due. Chiudiamo l'argomento Venezia e apriamo l'autonomia. La prima domanda che mi viene da porle, lei ha fatto un referendum, i cittadini veneti l'hanno seguita alla grande, l'hanno fatto vincere la grande referendum, però l'autonomia oggettivamente, obiettivamente non è arrivata. La prima domanda che mi viene da farle, c'è bisogno di un compromesso per arrivare ad avere l'autonomia secondo lei oppure no? Ma guardi, i punti di incontro bisogna sempre trovarli, no? Ci sono dei proverbi, no? Si prendono più mosche col miele che con l'aceto, dicevano una volta i vecchi. Il che vuol dire che ci vuole un po' anche di cortesia nelle trattative. Io non faccio parte di quelli che pensano bisogna sempre spaccare tutto, andare in piazza, fare casino, perché alla fine, guardi, senza far tanto casino ne siamo partiti dall'utopia di fare un referendum a l'autonomia è oggetto centrale dell'agenda di governo. Cioè tutti mi debbono riconoscere che se in questo paese si parla di autonomia è grazie al sottoscritto che ci ha creduto partendo con un referendum impossibile. Vi ricordo che era impossibile, cioè tutti mi dicevano che prendevo in giro i veneti perché il referendum non si sarebbe mai celebrato, invece l'abbiamo fatto il 22 ottobre 2017. Guardi, io penso che non si tornerà più indietro, cioè questo sarà un paese che inevitabilmente diventerà autonomo, federalista. Ma se non altro... Con qualsiasi governo? Ma guardi, io non so se questo governo approfitterà dell'occasione che è servita sul piatto d'argento. Quando tu ti vedi che di 20 regioni, 18 ormai sono schierate per l'autonomia, capisci che il mondo sta cambiando. 10 anni fa non sarebbe L'autonomia stato. fa perdere l'unità nazionale o no, No, secondo lei? ma guardi, no. Anche qui, io lo dico sempre, evitiamo di continuare a dire unità nazionale, solidarietà, sussidiarietà, coesione. Questi sono dei prerequisiti. È come se noi andassimo a comprare un'auto e continuiamo. Allora il venditore ci dice guarda c'ho sto modello qua con la pelle, c'ho questo che è versione sport, c'ho quest'altro che è una base però un 2005 di cilindrata. Tu ad ogni modello gli dici scusa ma deve avere 4 ruote, ma scusa ma voglio 4 ruote. Alla fine lui ti dice scusa la macchina che ha 4 ruote, non discutiamo delle ruote, possiamo dire che l'auto ha 4 ruote, bene, possiamo dire che il progetto di autonomia prevede la coesione nazionale, la solidarietà e la sussidiarietà, ok? Basta, adesso possiamo parlare di autonomia, possiamo parlare dell'auto. Perché sta scusa di non parlare, di parlare sempre dell'unità nazionale, della solidarietà, della sussidiarietà, è un vecchio sistema per evitare di parlare del problema. E invece noi vogliamo parlare del problema, il problema è l'autonomia. 18 regioni su 20 ormai o ce l'hanno o la stanno chiedendo. Il governo, se capisce il momento storico, ce la manda avanti, altrimenti arriverà qualcuno che ce la dà, sta autonomia. Si ricorda quando anche voi ci avete dato una mano, quando c'è stato il referendum. E cosa dicevano alcuni? Il referendum è inutile, è uno spreco. Ringraziate Dio che i veneti siano andati a votare, perché se oggi si parla di autonomia in questo paese, perché i veneti sono andati a votare, 2.328.949 veneti sono andati a votare. Se fosse stata solo una delibera di Luca Zaia, oggi direbbero, beh sì, delibere che fa il Presidente, chiunque le può fare. Quindi è grazie al referendum che oggi si sta cambiando la storia e la si cambia grazie ai veneti. Certo, però al di là di tutto, quando le ho detto, le ho promesso se arriva un compromesso, perché hanno detto, e diceva il governo, almeno mi sembra di aver recepito, di aver capito, se il Presidente Luca Zaia toglie 2 punti dei 26, non vorrei 23. sbagliare, 23, che erano praticamente i 2 più importanti, la sanità e la scuola, noi diamo l'autonomia al Veneto. È vero quello che si dice in questa... No, guardi, è una cretinata e le spiego perché. Però è stata detta. Ci sono 2 o 3 considerazioni a fare. La prima è che le 23 materie sono previste dalla Costituzione, non è una mia invenzione. Tanto è vero che non troverà mai un amministratore che possa dire, parlo di ministri, che possa dire che Zaia ha chiesto cose non corrette.
La seconda, nessuno ci ha mai fatto una controproposta, per cui stiamo discutendo di aria fritta. Dal governo, da nessun governo è mai arrivata una controproposta su 22, 21, 20, 18, quello che è. La terza, che io considero non irrilevante, è data dal fatto che poi l'autonomia è un abito sartoriale, cioè si chiama autonomia differenziata, perché ogni regione chiede quello che è giusto chiedere. La quarta, e faccio un paragone per capirci ancora meglio, è come se noi entrassimo in un ristorante, ci dessero il menù in mano, chiuso, e ci dicessero, questo è il menù, dimmi a cosa sei disposto a rinunciare. Aprilo, fammi capire cosa c'è, e poi ti dico, se no non fare il menù. Quindi noi siamo ancora nella fase del menù chiuso, del cameriere che ci dice, a cosa sei disposto a rinunciare? Ma io ti mando a quel paese, apri il menù che vediamo se te gana cucina o, Certo. se sei un fast food. E in virtù di questo menù, quando lo apriremo questo menù secondo lei? Chiediamo le 23 materie. E fra quanto arriveranno le Ma 23 guardi, maniere? Cioè le chiedo, lei è fiducioso che in tempi brevi comunque il Veneto riuscirà ad avere la propria autonomia oppure dovrà avere un nuovo governo lo Stato ma italiano? guardi, allora, guardiamo in faccia la realtà. A me non hanno sorpreso questi tempi, non mi sorprendono questi tempi. Stiamo parlando di una riforma epocale. Guardi, della storia italiana resterà la Costituzione repubblicana del 1948 e poi andremo subito a un passaggio fondamentale, la modifica della Costituzione del 2001, il titolo quinto, e poi andremo al famoso, io spero sia 2019, sarà 2020, non lo so, al nuovo Stato federale. Cioè, queste robe qua una volta le facevano con le guerre, noi la stiamo facendo con la cortesia, con il galateo, ed è bene così. No, no, sicuramente sì. Stiamo facendo una rivoluzione giuridica senza incruenta, senza spargimento di sangue, senza violenza, in maniera assolutamente gandhiana. Guardi che una volta faceva un casino per portare a casa una roba del genere. Sono d'accordo. Senta, cambiando tema, Presidente, come sta economicamente il Veneto? La cassaforte è ricca, è vuota, è mezzo piena, mezza vuota? Guardi, il Veneto starebbe bene se non avesse il fardello di un mezza Italia che è tecnicamente fallita e che ancora non si vuole far capire che dobbiamo riscattare anche questa mezza Italia dando delle opportunità. Io non sono convinto che sia colpa dei cittadini del Sud se nelle loro regioni sono obbligati a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Penso che sia colpa degli amministratori che li hanno amministrati male. Quindi anche i cittadini del Sud debbono capire che quando sentono Zaia parlare di questi argomenti, invece di incazzarsi e mandarmi lettere anonime con gli insulti o altre robe, dovrebbero pensare che forse se si guardano in casa e capiscono che devono fare la valigia, non è per colpa del Veneto che ha rubato i soldi al Sud, ma è per colpa di qualcuno che non organizza bene le loro strutture. Le faccio un esempio per tutti. Lei conosce bene la nostra sanità del Veneto, no? E poi voglio arrivarci. Noi abbiamo 68 ospedali e eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno e 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Abbiamo fatto una scelta su mia volontà, questa è mia volontà, di fare le breast unit, che sono le unità senologiche, tumori al seno. Facciamo screening per circa 194.000 donne all'anno e abbiamo più di 1 migliaio di donne all'anno che sono positive, hanno il cancro al seno. Noi abbiamo deciso, su mia proposta, di adottare le linee guida internazionali. Da quando ci sono io, le breast unit cosa fanno? Si occupano solo di tumore al seno. Seguono la donna in tutto il percorso, dal nodulo sospetto alla ricostruzione, certo, ma fanno una roba straordinaria. Il chirurgo che va in sala a operare seni deve fare il suo team almeno 150 seni all'anno. E queste sono le linee guida. Cioè vogliamo anche iperspecializzazione. Non ci è costato niente perché i professionisti sono quelli di prima, le macchine sono quelle di prima, i presidi della chemioterapia sono quelli di prima. È cambiata la strategia. Sì, ma sa qual è il risultato? Che il 95% delle donne colpite da cancro al seno in Veneto sopravvivono. È vero, questo è vero. E purtroppo in giro per l'Italia non è così. Muoiono più donne. E cosa vuol dire? Vuol dire che i loro amministratori non si sono preoccupati perché non costava niente. Certo, no, ma volevo arrivare poi alla sanità, eravamo arrivati sul problema economicamente, il Veneto come sta, se la cassaforte... Ma il Veneto cresce. Sta bene. Le ho fatto questa premessa per dirle, oggi molte aziende nel Veneto si trasferiscono all'estero, nei paesi dell'est, perché i costi ovviamente delle aziende sono molto ridotti rispetto a quelli che ci sono qui in Italia. Ecco, c'è secondo lei
o solo l'autonomia, apro e chiudo parentesi, può sistemare questa cosa? C'è una soluzione perché le aziende del Veneto ritornino quelle di una volta, perché poi il Veneto era famoso ed era forte proprio per questo motivo, perché aveva molte aziende che facevano manufatti, molte aziende importanti, invece man mano alla volta o vanno all'estero o vengono prese proprio conglobate dalle grandi multinazionali. Ma guardi, il Veneto è un grande incubatore di imprese, intanto diciamo questo, no? Basti pensare che se un giovane o un cittadino un giorno decide di fare un nuovo business, trova fornitori e subfornitori e un distretto industriale diffuso attorno a casa sua che gli permette di chiudere velocemente i fattori fondamentali per il suo business. Guardi che un substrato così non c'è in nessun'altra parte del mondo, cioè che tu ti inventi di fare un'auto e dici voglio diventare un produttore di automobili, piuttosto che un produttore di alta tecnologia, di elettronica, eccetera, qui trovi tutto, fashion, quello che vuoi. Allora, qual è il tema? Il tema è che noi per stare sul mercato, noi siamo bravi perché lo dimostriamo, abbiamo costi, pensi le forniture dell'energia ci costano il 30% in più rispetto alla media europea. Il total rate tax in Veneto è il 68,5% contro il 46% dell'Europa. Ciò vuol dire che noi abbiamo almeno 22 punti di tassazione totale più alta rispetto ai nostri partner europei. E quindi qual è il tema? Il tema è il costo del lavoro, lasciare più soldi in busta paga ai lavoratori e fare in modo di rendere più snello il sistema. Cioè, non è che i veneti si divertono ad andare a produrre in Cina piuttosto che da altre parti. È vero Presidente, però questi ragionamenti li senti dire da tutti i politici, poi però in pratica... Noi abbiamo proposto la flat tax, non parlo mai del mio partito, no? Perché poi mi si dice che io non devo approfittare della mia carica, però posso dire una roba solo del mio partito. La Lega propone la flat tax, significa una tassazione bassa per tutti. Apriti il cielo. E vuol dire che gli imprenditori non pagheranno più le tasse. No, cioè vuol dire che si ha un approccio che è diverso, molto più anglosassone nell'applicare le tasse. C'è mezzo mondo che le applica in una maniera, mezzo mondo che le applica in un'altra. Senta, proprio in virtù di questo allora bisogna che ritorni il leader a governare l'Italia, Salvini. E tra poco, qui l'anno prossimo, i primi mesi dell'anno prossimo, ci saranno due importanti regioni dove ci saranno le votazioni. Se lì davvero cambiasse un po' il colore politico di quelle regioni, indico per primo l'Emilia Romagna, secondo lei servirebbe le votazioni anticipate oppure no? E se sì, ovviamente oggi il suo leader avrebbe una maggioranza davvero straordinaria, potrebbe cambiare l'Italia come lei sta dicendo in questa trasmissione? Allora guardi, se noi oggi andassimo a votare Matteo Salvini vince, punto. E non ci sarebbe problema per questo. Che si vada a votare, allora io penso dopo che... l'Emilia dico, dopo... Sì, io penso che già oggi si dovrebbe andare a votare perché con quello che sta accadendo di polemiche sul MES, sul fondo salva stati e tutte queste minestre qua, penso che ci siano già i presupposti per dire che si debba andare a votare. Ma in generale si dovrebbe andare a votare perché questo governo non gode del consenso popolare. C'è un principio giuridico fondante della democrazia che chi rappresenta il popolo deve essere votato dal popolo. Questi signori non rappresentano più il popolo. Beh, quando è stato votato oggettivamente, obiettivamente, rappresentavano sì, il popolo. ma non avevano i numeri che hanno oggi. Beh, oggi però bisognerebbe andare a rivotare, però la sì, ma il Presidente del Consiglio non esce dalle urne, lo so anch'io che il Presidente del Consiglio non si vota in Italia, ma è pur vero che è un Presidente nominato. Certo. E questo bisogna ricordarselo. Quindi se si andasse a votare noi avremo i leader che corrono e indirettamente si sceglie anche chi può aspirare alla presidenza del Consiglio, perché poi è un incarico che viene dato dal Capo dello Stato, ma lo sappiamo che il Capo dello Stato dà in virtù di una maggioranza che si aggrega. E dopo l'Emilia Romagna non glielo so dire, logicamente mi verrebbe da dire di sì, però ho l'impressione che questi siano talmente attaccati alla poltrona, se non altro perché se si va a votare questi non lo vedono più il Parlamento, che si inventeranno di tutto pur di non andare a votare. Ma del resto lo sa anche lei è un giornalista e quindi conosce meglio di me le dinamiche popolari. Può andare al mercato rionale a Padova piuttosto che a Messa mattina o da qualche altra parte, tutti dicono la stessa roba quando si va a votare. Cioè la gente aspira di andare a votare e scegliersi una squadra che sia tonica e determinata. Sai, glielo dico da amministratore, la legittimazione delle urne. Qualcuno mi dice no, ma tu hai il consenso, non varrebbe la pena andare a votare. No, a votare bisogna andare, perché l'amministratore deve sentire se il popolo c'è o non c'è, perché se il popolo non c'è non ha senso. Certo. Andiamo in pubblicità. Lo sa con lei, Presidente, quelle poche volte che ho l'occasione di intervistarlo perché è impegnato,
Sarebbe stare qui da molte ore, perché ci sarebbero molte cose da chiedere, anche perché lei le spiega in maniera Poi molto... perdete gli ascolti, è No, meglio no, far poco. qualche volta no, non le aumentano, però le spiega talmente in modo molto chiaro e anche comprensibile da parte di tutti. Andiamo in pubblicità tra poco.